Rita Atria, figlia di Vito e Giovanna, sorella di Nicola e Anna Maria, cognata di Piera. Rita ha 11 anni quando Don Vito, pastore e uomo di mafia, viene ucciso. Nicola vuole vendicare il padre, ma la mafia di Partanna uccide anche lui. La moglie Piera denuncia i boss e collabora con la giustizia. Anna Maria vive a Milano, Giovanna vive nell'omertà. Rita, sola e minacciata, cerca vendetta e riscatto. A 17 anni diventa collaboratrice della giustizia, vive a Roma sotto protezione e il giudice Paolo Borsellino è per lei come un padre. Mio Dio, perché mi togli sempre troppo presto ciò che amo? Ti prego, toglimi il cuore, ma non farmi soffrire, non farmi tenere tra le mani ciò che non potrà mai essere mio. Nessuno potrà mai colmare il vuoto che c'è dentro di me. Credevo che il tempo potesse guarire tutte le ferite, invece no, il tempo le apre sempre di più, fino ad ucciderti lentamente. Non riesco a distinguere il bene dal male, tanto ormai è tutto così cupo e così squallido. Già, come sempre, vince chi è più bravo a truffare la vita. Vorrei tanto poter avere Nicola vicino a me, poter avere le sue carezze e i suoi abbracci, ne ho tanto bisogno. Forse perché non riesco più a sognare, nei miei occhi vedo tanto buio e tanta oscurità. Non mi preoccupa il fatto che dovrò morire, ma che non riuscirò mai ad essere amata da nessuno. Poi, col passare dei minuti, la spaventosa conferma. Il giudice Paolo Borsellino è rimasto ucciso nell'esplosione. Con lui 5 agenti della scorta. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta. Perché lei dice la mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci. E allora oggi ti parlerebbe del giudizio, del pregiudizio, dei sogni, perché lei questo voleva essere amata per ciò che era. Rita, tu sei stata una stella che ha brillato più delle altre. Purtroppo, più una luce è intensa e più è grande l'oscurità che si cela dietro di essa. Rita, vorrei che tu fossi qui con noi, per vivere un'altra vita. Il tuo ricordo rimarrà nel tempo e sarà di ispirazione per chi avrà il coraggio di parlare. Rita, noi tutti siamo dei girasoli e ovunque il sole si sposterà, noi lo seguiremo. Ricordo in particolare quelle donne che come Rita hanno fatto sentire con coraggio la loro voce. A loro, alla loro forza, va tutta la mia ammirazione. Forse un mondo onesto non lo avremo mai, ma nessuno può vietarci di combattere per averlo.